Sono contenta di avervi visti numerosi stasera. Grimelda vi saluta e a sua maniera voluma fare con noi gli auguri a tutte le fune, anche se, come dicevi, questa sarà una funa prima di so, la festa delle fune è l'8 marzo, ma le 365 avanti. Quindi gli auguri devi dare da freddo, dopo può festeggiare, ma per ora manco fumo, se merito una festa dedicata. Quindi lo metterà con un piccino omaggio per la festa delle fune e che la vita del Signore la ricevuta. E ora attaccheremo subito, quindi la serata è un po' pronta insieme alla festa del cuore, anche perché l'uomo ve lo spostare a proposito la serata dedicata a Proferio, perché sperario di essere cose un po' diverse, proprio quando le temperature fuori saranno un po' più calde, visto che Roma, la via dedicata a Proferio, proprio sia alle spalle del teatro, l'avrei intenzione di magari essere a fare cose diverse, ma vedere scoprire ora le sorprese. E quindi lo va a cambiare, lo va a spostare l'argomento. E stasera andai bene perché sarà l'8 marzo, voglio la dedico alle fune. Quindi attaccherei subito con due poesie, una che è quella che lei ricevuta, che è la Les Macho, perché è decisamente la persona giusta per fare un regalo alle fune. Quindi regala subito questa poesia a tutte le fune, e peraltro invece Dana Funa, perché candida a rabbia la poesia sua dedicata alle fune. Quindi subito due omaggi, dopodiché il professore attaccherà con la sua trattazione con la serata. Buona serata, auguri a tutte le fune. Mamina e sua figlia, quando ti sarà scandare mi sarai una veia tutta bianca e verbutuna, piena di così e manan, neanche bibuna delle tue punze che sapete aiutai, ti te ne aiuterà a sapere, e mi mandacrai carmolanda la tua ferma persona. L'ora che presta tardi per tutti assuna, sentenne ardivinti, mi l'aspetterai. Il vedo già come sarà sa l'ora, bella d'anima e corpo, fina ma forte, cui io durante fiera contro la me, e se la morta non sarà alla porta, chissà che l'abbio da cantare in cura le millenare che incantava a te. Nino Costa. Bellissima, dedicata appunto da mamma a figlia, quindi due fune. Ora sentiamo la poesia Candida del Corsi. Cosa serve? Giusto per una serve che all'età che allora devi passare a finita questa cosa che sta la voce perché non la guarda di costa che la faccio ma mi parlava perché è possibile che tu mi venga con il sé ma niente allora le dico questa poesia sì che le abbia scritte e sabia ne capito lei non sta e questa regalo allora allora, il tormento terribile della vita fuori dalla nostra patria città. Alle un po' le maschere, ne parliamo delle maschere tutte, però vogliamo stare un po' attenti alle maschere. Cuori maschere, vedi giù, ciappelandi da lassù, calereste dal Balasc, angrablandi vostri fiaschi. Fumatos una gran balada, poi la pruma la salata. N'aveva pruma bel grilletto, papi, serpe, voglie e fulette. Una salsa fiairulenta, spessa come la polenta, sta salata di mescià sarà meglio della frutta. Campereve giù gulà, dai boschiasche, piena di gulà. Cinque bine e fai la ciuca sarà nera la vostra bocca. Bine sordie e scarpantà, snadereve la coppa. Poi campreve l'antelpra, avere antelvada. Masche belle, ciospe, strie,
mas che vuole ambische ardie, chi ne fause senza dente spuve fora vos tormenta, ante il fium turbul della vita, campetut senza pietà, naturo breve una pidrità, ante la vostra patria città. Merci. Ecco, fate la chiusura per me. Non avvertirò anche. Merci. Ah sì, l'hai scritta sul treno del 2008 mentre andavi a Cap d'Ai con le maraie e si vede che il treno l'abbiamo ritmo giusto, no? Perché sono tutte ritme. Poi a una certa mira la problema, ma di un tacca, poi lì non avevi un po' di aereo. Benissimo, ora la parola al professore che se presenta la serata è una sorpresa perché appunto va a cambiare il programma, quindi la parola al professore. Ciao a tutti, mi vorrei dire che merci. Merci da dedicare, mi che feve una sera una via minca meis a questa nostra lingua, a questa nostra letteratura. Mi devo dire la verità, quando che la Nadia la via un po' nume sono sì, io dico ma dura una vita. Tuttavia due vere, tre vere no. E non pa le dura ben picche d'un tre vere e insomma sempre più se amis, sempre più se usina un aiaut, ma ancora sempre più se usina a questa nostra lingua e questa nostra vita letteraria fiammenga. Stasera il nome un argomento franco interessante, la prosa. Luis Borges le dit una roba che io mi apprendo prima a parlare in poesia e poi in prosa, ma quando che apprendo a parlare in prosa, allora usava una mira molto ben importante. Una mira andua che non manca a guardare alle cose, ma a guardare drinta l'urmide. La prosa alle analisi, la prosa alle conoscenza del mondo e alle conoscenza dell'anima. Guardiamo tutte le letterature, la letteratura greca, la letteratura latina, la letteratura provenzale, allora produì la prosa nell'ultimo capitolo della sua civilizzazione. Se noi abbiamo più la prosa della letteratura provenzale, i bei romanzi che poi non ha trovato tante ne è stata tan generosa questi romanzi, quando parla Paolo e Francesca Galeotto fu il libro che lo scrisse, insomma lì fa capire che sti libri io piuttosto birichino, portavo la gente a fare robe che la dovevo mai fare, mi penso che le robe la dovevo fare tu, ma a sicuro una roba a sperdì alla prosa, che è tanto differente dalla poesia, la prosa, la lesa, la vendessa di lesa. E il desmencio ma sempre di un fatto tanto, ma tanto importante, quando che la società a salese o avanza o arcula, ma la sta mai andua calè. Sarei lese all'en potere, ma venta non se lo bene questo potere. Di anche insomma quasi tutti lese, ma smieti Deus non è questo potere. Ma andua calè che all'en sua la prosa and la cultura italiana. Io mi da fare molto ben attenzione perché la gente dice ma la via il teatro in Italia, la via già fin dal paziente, l'ambiata del 600, la via d'autore a teatro. La prima opera teatrale in Italia, una mostra alle cura all'Ariosto, le commedie dell'Ariosto,
che prima le scrivì in prosa e poi la Mandragola, Machiavelli, 1527-1627. Insomma, la prosa di teatro illusuma tutti bene, è una prosa che si imprenta a memoria e a si scuda. Le molto ben da che è una seta all'esi un po' più teatrale, che Shakespeare o Molière a Spanella. Ma prima questi sì, le ragnì la Lione, le ragnì le farse, le ragnì le rappresentazioni sacre. Al romance le tardà tanto, in Italia più che mai, perché i salini ne lesa. E ancora ieri sera guardava la storia linguistica dell'Italia Unita ad Tullio De Mauro e torna ad avere il suo antrapat un cost dat percentuale tant angussante all'ata dell'unificazione manca il 2% di italiani a sapere lese. E come Carello allora che a Turin alla fine del Zen il ha avuto più di 80 romanzi in piemontese. Come Carello che sempre a Turin molto bene gente allisiva sia in piemontese che in francese e poi ancora in italiano. Sono sì da cerche calendaria fe la società turinese, la società con varie città in Piemonte, aveva la capacità a leggere e a considerare il piemontese non una lingua baravandana che parlava per la strada, parlava a marcare, ma una lingua che andava a leggere. E allora nasce al romanzo prima in piemontese che in italiano, al romanzo popolare, al feuilleton, al romanzo che aspettava un fondo al giornale, che si leggeva con tanta curiosità, vira dopo vira, e poi quando arrivava la mira giusta, voilà, acchittava e al deslup, lo sviluppo, al deslup si faceva la contadora. E il nome aveva romanzo interessante, prima per esempio Lucio Traveneria, poi Spetracqua, che è stata tradotta poi da Monti e ha fatto una traduzione tan bella. Sono œuvre che hanno lasciato una frisa con un sus che la visto scrivere più sia in piemontese che in italiano. Perché? Perché che sa sta mira lì la tendenza ad usare il piemontese per mostrare l'italiano. E dunque, quando noi utilizziamo questi romanzi, da là la naivete, l'ingenuità che hanno, insomma, i plot, le trame, hanno quasi da riscrivere e sarebbe tanto ben fatto, tanto facile, e non ha difficoltà perché ha lasciato capire non che aveva potuto tante vere. D'altro invece ha seguito sua ispirazione e ha scritto bene al piemontese. Ma quando è che veramente nasce la prosa d'arte nella lingua piemontese? Voi sapete che la prosa, quando è lo uso per ragione d'arte, ha un suo ritmo sterma e noi altri aspettiamo che ha un ritmo sterma. Se noi utilizziamo i canti di Salomone, i cantici, il cantico dei cantici di Salomone, così che a conto l'originale, assiu per la piparta in prosa, ha un suo ritmo battente da suda, che ha struso la presa, che tira via. E su lì è tanto più difficile, perché lì sul verso la rima, lì assaggiare, le a gratis. La prosa è difficile, la prosa è baravandana. Nella storia della letteratura europea, la prosa ritmata nasce con i canti di Ossian di James Macpherson nel 1762, che poi assume alla sursis, assume all'origine del movimento romantico in tutta Europa. In Piemonte la nascita della prosa si fa con un personaggio straordinario, un Brandello.
un di Brandè, l'ultimo di Brandè, il più giù di Brandè, che le presentassi lì a Pinin Pacot e le di e sono in puma il verso. Lei ha scritto un po' di prosa e lì parliamo di avere diciamo nazionale fai Pacot era sta lì neanche di ma con un fumo della prosa in modo manca poesia per il nostro programma per convincere al mondo che la lingua piemontese la vedesse il trasporteur al gran messaggi letterari quando che all'analisi la prosa a Nino Autelli a suo restato un Cambaugia. Nino Autelli è al prosador alla sentirsi poche parole mecca fa a creare maschere questa magia maschere ma mai capito e vles che cosa Nino Autelli no allora la casina e stasero tutti su tacchiere ma i veri tante vini allora non sei no come al mani della sapa ma so che era buona come il pane e mi patia P can criava chiede che can criava mio papà o mia mamma la cassina la tirava su nonno quando era giù che volta a comprare al brico allora tutto una rosa e me forse de lei fa la pulita come l'aria dopo lei dà mano a fil rung e la terra del brico dura come la pera tremblava sotto i piedi lei era contenta assettava fuori la luce scuote il sole adesso sono arrivato sulla causagna la travagliava bene nonno suo campo il suo sur alla faia dritte a un creus e alla sanna sopra pulì e da mano a mano la vista al grano venì su e malgré le sti al ras dal sole alla fine le fermassi lì sulla causagna del campo a riposesse nonno mi chiamava vai anni che ti lasci quasi quattro marenche lus la ca l'era l'armanà del nonno non lo ricordo lus la ca dalla banda pittura verde con le teste grosse di ciò tutti in fila dall'alta ma rabuta mostrava le vene pischire dal bosco verme la casina e i pertus delle camere piene di risura fina lì insieme nonno marcava l'onca la birra di senso e me gli era pigliato un gran rispetto al naso cui sono grosso una fresa taramulana che sabia nel lungo periodo e capia ma dall'aria seria del nonno quando la scriveva che trattava cose nostra casina quando poi la cominciò a leggere e lei potuto capire come le parole del nonno allora sono sentito un si fiero che minca pochi era là dal non salus a leggere con le parole una per una nonno abbagnava in bocca la puncia zoccaiù e poi scriveva piantato nell'orto un persico quarantino a un'altra mira e trovava scritto potato i filani di Barbera di luna piena, quelli di Malvasia di luna calanta, quelli di Moscatello di luna perduta e di luna tenera. Naudì apportava, dato una ramata di verderame ai filani lungo la costa. E lo sapevo, la nostra gente l'apprendiva con poco, la prima, la seconda elementare, in italiano, era un buon da scrivere al piemontese. E era qua per le marcare al dì che la vacca l'aveva fatta il bucino, fatto il vitello, la mora. E la mattina per casa usava e alla sera prima di andare a dormire non lo segnava e diceva per lei non signor Ferrui. Quando le pugiasse e capì a Pinè, antiultim dia, o sei braccia, mi chiamava da usina chiel per femmessignè e mi andasia da cantare a lei e faceva per noi, questa è una cosa. Andai un po'
commozione. Le proprie non che deriva di Berman, che è menzionato, le fatte al Croce Rossino, il Croce Rossino per tutta la guerra. L'indicà, non abbiamo messo Masnà, sollevare lui valore, quindi cosa giù di Masnà. Era già finita la guerra. E da Masnà da Masnà, e tirai poi in vita, senza neanche sapere chi calera. E lui ha perduto miracolo dopo il calvo alla fine all'ambiente del Zen, nostra più grossa speranza da lei un grande autore, perché alla via studi che ci sia roba portoghese a salvare come poesia. Mi penso che all'indun grosso la sapere catturare in poche parole tutta la verità ancestrale, la salvare. E quanti che lancia mai a questo uscito, che sapeva che era, ma perché vedeva salvare, ma più per qualche altro. Al grande autore della letteratura piemontese, al videologo, di Brandet e al lyrico più squisito che l'abbia visto, in Pacot, Coquel ha scritto la prosa. Il dedica le usava per due ragioni e all'inviare una tradizione molto ben importante. Quando che all'inviare degli anni 80 hanno camminato a fare scontri internazionali a lingua e a letteratura piemontese, che poi sono durati 22-23 anni finché restai al Gianrenzo Clivio, al piemontese hanno usato per ragioni scientifiche. Fa scrivere articoli di linguistica, di storia, critica letteraria, e mi fai mia conoscenza con la cultura piemontese proprio in stambienzi. Io ho incontrato per caso, io ho incontrato piuttosto che incontrato Gianrenzo Clivio a Winnipeg, a una conferenza che proprio faceva di live anche a noi, e dopo l'incontro lì all'invitare a Alba, e lei come invierà a due piemontesi per ragioni scientifiche. È difficile, è mal fatto usare una lingua minoritaria per ragioni scientifiche? No. Se uno conosce le norme della neurologia, vale a dire, se noi abbiamo una certa race latina o germanica in alemán o in francese per fare la parola astratta, la stessa regola vale per una lingua minoritaria e dunque è una grossa difficoltà. La difficoltà semmai è quella rende più sé idiomatica la lingua quando che uno la usa per ragioni scientifiche. Vi devo dire che quando che sono arrivato a Alba non aveva né la grammatica né il dizionario, e a una persona mi le regalami al dizionario e la grammatica, al suo dizionario e la sua grammatica. E invece che aveva scarabucciato la mia prima conferenza su Calvo, Edoardo Ignazio Calvo, e mi non toccava né al sabato, non toccava la domenica a fare me ciacciarà. Io passavo la notte dal venerdì al sabato e la notte dal sabato alla domenica a riscrivere tutto con il dizionario e questa grammatica che la aiutava. Domenica mattina era da mese, di sera quando è narrata un'ora che la smencia da decà quando arriva la mattina, con io non sparei, ma il aveva scritto il mio primo articolo in lingua piemontese. In Pacota le scrive tutti gli articoli alla grossa rivoluzione letteraria di Brandet in piemontese. Dunque è stata la prima ad usare il piemontese per la lingua scientifica. Mi libreria Maclesve non va d'altre righe ad bella ha scritto intitolato Marionette, chi ha usato la lingua scientifica ma me prosa d'arte. Aventa Vartelle, le marionette, da dare le quinte, pendue, tutto in giro, da i figli reso per la testa, a giù al piccolo movimento dell'aria, come le gambe molle
e i pecas as lungo verso il mas, quasi a vorrei suppusesse e accusesse per terra, con i bracci abbandonati nei fianchi o formando un gesto interrompiuto dai figli che sono imbrugliasse al tacchei, al gioco, a guardo con sue facce colorie, con l'espressione fissa o un cantà che la impunire la scultura, e quella che sorride per il pinenco il sorriso, e quella che ha la faccia frusa a per il pinenchi te sua smorfia, la bocca le sarà a per il pi ben d'erbse finché la man don ai tiranena al fin, ai fabugel mantuno, finché la bus don ai daganen la parola, che le parla sua, condanna a spedè a stan lì pendue e a vardo, con dei pidurà che sono men senza espressione, perché che sterno un segreto, al segreto dell'anima, pili pacotti. E andrai e Brandè era con Algiù, che si chiamava Oreste Gallina, e Oreste Gallina l'era bravo con la piuma a scrivere la prosa, e la scriveva tutti i personaggi che la incontrava in giro per la campagna. Chi era un personaggio? Messer Vai, Messer Rudi, che andava a casa e poi viveva ben dentro, cacciapava nella casa, la diceva la piazza, al Dinmarca, hi havia la parnis, hi havia la levra, hi havia che cosa, lo vendiva e con suo era contento, finché andai all'ultimo avait, l'ultimo agguato, e a quell'avait lì le toccai a chiaro. E queste conte, che sono bondose, perché deve capire che la letteratura in prosa in piemontese non è che la viene libera o due, un'eccezione o due eccezioni. I leve una valanga bella letteratura dalese, sono le straordinarie, la bondosità della produzione letteraria anglenga savalda. Le sono sì che mi veniva a sottolineare bene sì, ma anzitutto la prosa piemontesa ha la cara a un soggetto, al maschere, le maschere, al soleil, girare per i boschi da soli, trovare l'erbo grosso e con l'anima antica celtica che portava sempre sulla la pelle, dine ambelesi a sramassare tutti gli spiriti. E dunque è sempre un amore per la terra che è un amore spirituale, ma che è un amore mitico. In lo vedo ancora da nas, grande, grosso, guren pare alla ramazzales, piantansi le gambe da sel, là, hanno messo alla piazza. Avnissi a dire la smana al paese per vendere che permesso, una leve, una scartoccia trifole. E salire al tempo a casa proibia, e lì, anfumando pare una seminera, Adnisia ciance il paesano che chittava tosto a parlare della comune di Juve per fare con te sempre la stessa storia. Le maraie all'uvargavo maraviglia, magari sarsigavo tu che la casadura o c'aveva una cartuccia e chi era ai cansava, ma i desia mai niente. Le cartucce ai carriava 10 volte e poi servivo ancora sonno per carriere il fucile a canna portato a cola con un pacco anguretto a tornare in boschi, a si spartire attorno alle rocche. Dunque a Flip, avvala la campagna, e chiamavo con gradissi i paesani che incontrava anche san per le filere, e come a cavello il sole la pieva e l'urlà e un bel serrino. La lenga rudia, a Galina all'un contrasto, il uomo nella letteratura piemontese un personaggi straordinari, poligrafo. Le scrive poesie della Spirit, le scrive articoli sulla stampa per 20 anni in piemontese. I vendive che non c'è mai alla stampa alcune se non la sanno pubblicare in piemontese. E l'Antani non trovava una risposta. Se li lasciamo pubblicare voi in piemontese dovremmo lasciare poi gli albanesi pubblicare in albanese.
più per due ragioni. Con tutto il rispetto all'albanese, che è una delle lingue dell'indoeuropeo, una famiglia a sé stante delle più importanti, al piemontese in Piemonte, l'albanese, nel rumeno e nell'afgano. E mi aspettava un'altra risposta. Camillo Brero per 20 anni le scriveva in piemontese sulla stampa. Le scriveva articoli, le scriveva ricette, le scriveva faule, le scriveva a robe della spirit, le scriveva a sua età masna e le scriveva mamma am chiamava e mi sentia su me 4 mesi al ciuchet piazza. Allora scur me la bocca dal forno. Quando sortia con mamma per andare a massa prima. I miei sciocco e le sciocco di mamma suonavano sulla sterria e arbombavano su per la rampa. Allora un'ora. Ma per la strada passavo usando l'obriere in bicicletta con la borsa capandia del tubo della bici. Allora io dannanza al lume acetilene che attarmulava e faceva il rebian per terra. La finestra del panatè allora visca. La gioca diceva che mancava un quarto alla messa e al suo salia parfum a panfres. Dai arfiai impaiati le stale ai fumavano l'aria d'urcant ad vache musue e al jazz a mugiano. I sentia l'anima leggera e la mala mia mamma mi portava e andasivo e recitavo bene. E ma quando la via si rimase sentia che il suo alla via risulta spontanea. Milo Brero, il nostro poeta. Poi in un personaggio che ha una stile particolare, che ha scritto prosa, sempre prosa, ma una pagina. In quella pagina, tam un gran poeta intenzionale a fare la storia. E è una di culture più choisie, più fine, più malizia, più vulcana che sia alla lingua, c'è significa. Milanta l'usariole ha illuminato tutta la notte. Ieri arrivai ai fiori per susse conchila e a sentire su una voce mesciatura di audi, senza poter ne cogliere le parole. Perché era il paese era ancora forestiero e chi la piavava la scura lo sabrinava, scase poter soffrire male, alla ciamala e i vero alla duma passiavo, con il gummo a slaringera alla sarcata in sé, io che guardavo un tal vero. Antanch'ila tornava allegra e ciuca dal cor tardivi tutti insieme, un pochi momenti. Ben assunta un po' di luz all'incorsus che aveva fatto una città feria. Allora stai verso l'Ambruni, a un brancanze ante un rastello snen, a ritrovare una buschina stermana farvaia di sogni innocenti. Miracolo alla via dove tenere l'erne che pussavo come la masnà, alla via nentorta, a temme per chila. Alle portasse la via un tal tub samna ad usariole. C'è sempre. E ognuno alle buone dose al piemontese così. Quando che sentuma la lingua con questi suoni, con queste parole che smio scurpì e fai te posta per minca oggetto, e san consuma che se un vraiment aveugle appelle pieghe la lingua, a fait tutto l'on che che è. Di me. Da magica spiananza serio che è, mi tante vere mi dice sì, ma tutte queste balle, le feste dal Piemonte, vanno in giro da sì, da là, aperte, e a fine dice scrivi che non che da scrivere resta. E deve sapere che c'è in sì. Allora, un appartamento a Torino, incontra a Santa Maria, Santa Maria. Se vogliamo tenere questo appartamento, vogliamo i cardinali, gli scartafari, i liberi, fino alla volta. E i passi, tanto quando che la fiocca con oscuro 3 metri, i passi di quello. A lei, a per cambiare il cielo, gli a mettere a libera insieme. Allora non che fai, ma c'è insieme, guarda che non stai dire.
a spunti al pavimento, a definire anche assunta. Basta, io faccio i sacrifici, adesso non basta che tutti si libero in giro, io ho l'appartamento a usina. L'appartamento a usina, dopo 2 mesi, era ancora più durato l'appartamento a usina. Mio ma sarà una roba parecchia. Va bene. E poi io ho visto un personaggio straordinario. Un personaggio che sta in di magister più grosso della storia della cultura nel mag italiano ma europeo. Lei ha visto come un allievo Cesare Pavese, Ginsburg, Leone Ginsburg, Einaudi, Gramsci, a Turin. A sabia pie la cultura e femenutis par furge di anime, Augusto Monti. E Augusto Monti, nel 45, ha fatto una passeggiata per Turin. Minca 3-4K, ne ha una bombardato. E ha fatto un ragionamento. Le 3 scuole che chiedono la via fatta a Turin, elementare, la media e il liceo, tutti e 3, esistevano più lei, bombardati. E allora all'intitolare a questo articolo 3 scuole e una lezione. Mi le smac la fin perché la prosa in sé le senti lunga, non realizzare più, ma gran magister a tutta una generazione tra l'altro, che ha avuto il coraggio a fare fronte al fascismo. Desvenzione silente finché le fai Ginsburg, Leone Ginsburg, è morto in prigione, che finché le fai Gramsci, e liberato 2 di prima che morisse per l'intesa la responsabilità di le morte in prigione, che più doma essere d'accordo con le sue idee o no, ma assicura e più doma non essere d'accordo con la gente che te non fa solo finché a me, quando che andava bene, Gobetti, Piero Gobetti, rivoluzione liberale, è stato un allievo da Augusto Monti. Ma che scuole che hai una vita? E non che le stai in quelle scuole, permettete di sfogare il cuore, non che le stai in quelle scuole. Io non ancora capire la roba, non farei manca tanti palazzi, laboratori, palestre, biblioteche, una scuola le fai da magister e da allievo, con un ingrediente magico, la vera mustè e la vera d'amore. E mi, mas mia, che vi anche quando che discuto tanto, anzi non che avete fatto per la scuola, mi sentiria magari rispondere una roba, dove torna la poesia e l'amore alla cultura. Perché se fosse qui, i podria essere stata ammessa a una piazza o su un erbo da che parte e sarebbe la scuola più bella della terra. E voi per avere tutti i palazzi che volete, le palestre, tutto quello che fa, e non avere da studiare e non apprenderia. Mi mia che la lezione di Augusto Monti sia molto ben importante. A fare pure le case e a fare pure le case delle scuole, ma per questo sia al manco quando è stata da fare Vardet van Sene Pamac che non tocca quella che le stai da sfasla, non tocca guarnè tale quale, un castonato un candelo, come un brillante di un bracelet. In maniera che la gente non abbia un accordo, un ricordino per gli anni che vengono. E se a spel bene, se le troppo tragi che viene al manco una foto, a me, anche le macerie, la foto da fare grandi, da fare inquadrare, a buttare una copia di tutti i corridori, insieme al foro romano, alla torre degli Asinelli, a tutte le aule, e sutta una data, una scritta. Tanti dal tal mese, dal 43, dal 44, dal 45, perché che viene a mai più, a un flagello parei, perché al manco questa lezione, ma sia mai andata a perdere. Lo sapete che il primo presidente della Repubblica Italiana, Einaudi, ha scritto in piemontese. E mi sai nena come dila, sta roba sì,
Ma se al gran magister Meo Bustomonti e a personaggi economisti, perché Luigi Naudi era un grande economista, alla riunione genere a parlare e a scrivere piemontese, noi abbiamo che sono una parola come si sia, perché non io vengo a fare mi iniziamo a dire proprio sono lì. Candida, anzi proprio candida, la giusta. Bianca Dorato, penso che all'abbia dominato la prosa scientifica e la prosa d'arte, come che Mac Nabrande, la terza generazione, a fe, le scrivì a culte, lunghe, che in inglese si chiamerebbe a long short story, tan belle, basate sui personaggi della storia, la presenza di arabi nelle montagne bellesi, che sono state bellesi, Sarrasini, secoli e secoli, e la via sempre non manca la magia della prosa, ma la magia dell'ambiente, dell'atmosfera, dei personaggi. E l'Andasiva Andrea l'archiviava dai secoli, dal tempo, prima la guardava in paesaggi, aveva descritta bene, poche parole, poche nella fatte bene, e poi al Sal Andrea. Più durante la muraglia azzurra luce della Gesia, San Lorenzo a Brusa senza kit, a Citfe, a Salense per smugare un esempio di forza nella tribolazione o per spurdi con le sgiaie di un supplice. Varie anni sono passati ai tempi che questo erano le finaggi e scasi in rotta e la stramai. 400 anni sono già mai passati al tempo di barba dal paviero. Ma sicura che dura di arbo che a slevo ante ora mi marcio a cominciare già a buttare sulle felle e i viasseri all'evo l'idem che ora e collega e le meire artrete pera su per la montagna persone in disio mega saranno stai omi e funde ma snati qui te come saranno ora presentano l'aria ant la terra ant il silenzio ante abbastanza come ne spens tutte le parole cui che sono stai ante adremo ora aspettando la son per arciche di barba dal paviere aie pancam pusant su parlesne macam passaggi da sì la creazione di Piemontese al creatore al sesti all'era al basso d'un'ora e la via un pastalone la funda prima che spesse lì Adam aveva piace subito una coita sulla gnadeva e quando aveva al basso su la via già fatta la frittata allora le giornate aveva avuto bimbi lunghe e non capisco essere anche mentre tutto il resto si faceva molto bimbi impressa solo per dire che prima che spuntasse al dì e che a fasè e prima che lo signore accaisse dal posto ansle ridere da un birù hai formulato già una mesa musea in tribù e la scrive tan bene ma alla colla ingaggi classi perché quando i cavalli pardon Camillo Brera sì questa è Piemonte in bancarella ma sono faule e con i leve hanno risguardo la traduzione alla lingua italiana. Pagatua, sì, Pagatua. L'angunario. Ieva navira un re a dire subito me cicle tu no ma sna il deve sbagliare Ieva navira tocca il posto allora non posso fare ma che un posto da bruciare a quello che l'inverno sputa la stuva e dei francli per vische il fresco delle stanze in classe della letteratura traduita magister alla lingua piemontese e lo mancò al Citrensi d'Antoine de Saint-Exupéry, e lo le favole d'Andersen e lo maturò. E par
budei la chiusa a questa galpada attraverso la prosa fiamenga a nostra lingua piemontesa, e insomma un passaggio, perdona se lo conosce. Pie, me care fune, danciue, la veie gavei la rasca sueie. Da par prontena ciapiladai, pransamo, povroni o spagnoli. Antintut, una burnia, asfan a sei danciue, poi bagnet, tornanciue e poi bagnet, poi torna fino a felpi. A squatta tu con l'olio d'oliva, a sprunta di prima a servire e non su a sparare con Allora, adesso, prima da dei torna la parola, la poesia che tu lesi, e alla canzone, alla canzone. Perché la canzone viene subito? La canzone e poi la dopo si sulla domanda, perché sono lì la scaudaiani e poi una più via cena e poi più una ciacciaretta. Usiamo due canzoni. Prima c'è una canzone un po' conosciuta, adesso non sei a me, prima con un suo significato che poi giunge alla interpreta come aveva. Si parla della caplina feugliette. La canzone è titolata Ricordi Catlinota. Ricordi Catlinota della nostra gioventù, quando ti eri una bella volta e mi eri un folfo tu. Ricordi quella sera che mi accompagnava, ricordi la caplina che noi due non mangiava. Allora ero un idiota, ero giù e me, alla dia mia perlicotta, alla dia mia perlicotta. Allora ero un idiota, ero giù e me, alla dia mia perlicotta, ormai sono ricordi quella sera che mi accompagnava qua, che per la caplina mi passio l'ostina, alla pista scontentata ero quasi a metà strada, la caplina esclusia io al mondo l'arancia fa, e allora ero idiota, ero giù e me, alla dia mia perlicotta, alla dia mia perlicotta. Allora ero idiota, ero giù e me, alla dia mia perlicotta, oramai sono arrivato. Ti cercavi amico di una verità sanguina, la caplina l'esclusia di una donna la giappa. Vengo un mio caplino tanto non sei ma dal più là, e vedo ma se vedo una dei corna taguna, e allora ero un idiota, ero giù e me, alla dia mia perlicotta, alla dia mia perlicotta. Allora ero un idiota, ero giù e me, alla dia mia perlicotta, oramai sono venuto.
che l'ideale recupera quello lì per 1910 serve, questa sì sarà una super gelo, c'è per l'omaggio alle propri cucciolini con la novella, avevo una sera Valentini, e brava giudizio sei tanto bella, e l'angelo della che mi vedi, e di che ne sa mai da sposella, la dame per risposta per basque, oh giorni, se una rosa, la più bella del più belli giorni, oh giorni, mi vedete me, ti sarà smercure, mi che sempre da te. Per questa fortuna, per poter vivere sempre con me, oh giorni, le gentili lo sguardo e lo oh giorni, se una bella legge mi vedete e mi di base. Tutto ma nostro amore tutta la sa, e su ma due colomba innamorata, e sai nel momento te ne sta, guardarmi Dio con la sua mostrica, pasarmi per sorrisi e una carezza, l'anima e compassione e se scappare, oh giorni, le razze del metti, la reina Gerumi, per più lo basti, oh giorni, mi l'avrai doriamo, mi l'avrai naufragio, la vedete naufragio. Ma allora, dopo la musica così bella, che nascava dal cuore, e una di due parole sulla prosa piemontese, coraggio. L'altra vez sono andata da Mannesa e mentre era sortì un bel sole, arriva in città, due binei da scuola, con ten mangiare. Mamma, abbiamo preso 10 di storia. Poi sono stata un po' lì a scurare per il negozio, poi arriva suo papà e disse, sa, adesso dobbiamo andare a casa. Ma non possiamo stare ancora un po', che fa bello, stiamo un po' con mamma. Poi la città vendetta così, mi era proprio di lì, sentito. Hai fame. Ma mamma, ma lo sai perché c'è il sole oggi? Perché abbiamo preso 10. E non è mentura, mentre che alla lesia long, cioè le masnalla andrete a queste cose, ma dopo le perdo adesso, perché che probabilmente è questo consumamento. No? Sì, certo, però quando sono cito a San Peste. Perché sapete una cosa, la poesia che viene a me rimasta, specialmente prosa oppure sempre. Allora, noi abbiamo la storia della versificazione d'Italia
l'uomo ha avuto il primo esempio, quello che si chiama endecasillabo libero, anche al Settecento. Quando che Melchiorre Cesarotti, la parte Melchiorre Cesarotti, la traduì tutta l'Ossia in italiano, le traduì con sì al meter, perché erano endecasillabi, ma senza di rima. E dunque io appidiva l'esito con un enjambement, vale a dire arrivava in fondo all'endecasillabo, non è che bloccassi da me caffè con la poesia per la rima, ma appidiva l'esito come a più prosa. Leopardi lo sanno, ma la rima non è usata. Dunque lì a cambiare a essere un cheat malentendu. Il malentendu è così, che io penso che perché la rima sia più facile, si creano delle assonanze interne che rendono, che fanno movimenti mal fatti al ritmo che va. Al più grosso poeta in prosa o prosadore in poesia, Cardino Pa, l'inventore del poemetto in prosa, era un succeva che si chiamava Aloysius Bertrand e che aveva scritto Bertrand in francese, scrivevo, è l'invenzione del poemetto in prosa. Anche Smonsulì in epoca napoleonica, quindi verso il 1910-1915, va bene? Mi diria che la prosa ritmata è il miracolo al genere più difficile da tenere. I francesi hanno avuto il petit poema in prosa, gli spagnoli hanno avuto il pequeño poema in prosa, gli italiani no. E lì andaria ci messe proprio al perché troppe ragioni l'equilibrio della lingua. I piemontesi invece sì, i piemontesi hanno avuto, mi va di un applauso, queste città punte che hanno un charme particolare, una maniera ad armandare i suoni, 2 o 3 dentai, poi 2 o 3 sibilanti, se stai attenti ai suoni, queste assonanze interne, queste allitterazioni interne. Io diria che è un segreto lì, dobbiamo essere curiosi del fatto che il piemontese ha a generi letterari come la ballata, la canzone popolare e il poemetto in prosa che la letteratura italiana è. Che bravo, che le usa domini per storie di Varei, che le usa una variante a in sostanza e alle scrivere belle cose, la prosa è tan bella e deve sapere che Mila in metà me libera sparerà per il mondo, metà me libera per sì e finché decido nega deve il permesso di trasportare tutti i libri alla biblioteca nuova che fuma con Boscuro gli elementi tutti i libri il mini Badalin all'era una di autore che l'avrà citata stasera e descrive roba bella. Cocchiel, io che prima raccontava e poi abitava per iscritto con il ritmo però l'oralità non che l'aveva raccontata. La storia di Varei è una delle più belle della letteratura piemontese. Sì, ma Diverti la scrive tanto bene e lo sa essere un grosso autore. E Musso Barbaguino e poi i più grossi è Remigio Bertolino nel proprio adesso in una ciamaia a tradurre le 7 più belle poesie di Sergio Arnero in piemontese in una mandaia dopo 2 dì le mandane le 7 traduzioni e devo dire la verità se mi che lui la lessa chiamare quella che è l'originale, vedrete l'andù unico. E Remigio Bertolino conosce bene la letteratura classica piemontese, ma adossa una variante sua particolare, una cheap variante locale, che lo rende ancora più semplice, ma di artista più raffinati si ripeto, hanno 2 di le mandane la traduzione di 7 poesie tan complicate e se mi la lascia nel saluto annanzi che le poesie erano state scritte in provenzale
il avria la gena a dire anlisendie e arlisendie culla calè l'originale, e sarebbe nemmeno, quindi il più grosso posato. Ma lì alla fine quando gli dice che la letteratura piemontese permette lese prosa senza fine, il desmuro non è della verità, il lume è una grossa produzione, una grossissima produzione. Drol che può spiegare quando che una lingua a meglio a produrre su letteratura più squisita. Perché tutte le letterature, proprio quando che una lingua la sta per meglio, le œuvre più serfinate a sottofuori. Ossia era l'ultimo di quelli che parlavano il celtico classico e ha scritto i poemi di Ossia. Non è un Nazar, l'è un fatto importante. Al piemontese, a pensare che la sia una lingua che cammina a meglio, ma roba drola, le stamperie tutti gli anni andavano d'œuvre nuove, cioè d'œuvre, e fino a giù che sputo e che fanno tan bene. E su lì un consulla, se le vera che lo parlano più neanche, lo scrivono bene. I fumatori americani, che su cui che parlo pesso l'inglese a tutti, e lo scrivono meglio a tutti. Niente più bello che la letteratura americana. Lo conosce. Volete vedere il nostro paese, non è conosciuto. Michele di Bonavè. Michele di Bonavè ha lavorato all'Enolevo dal Bilubrè e da Bilubrè l'ha preso una roba a suonare la lingua da bocca, a conoscere il piemontese me pochi, le scrive sia poesia ma soprattutto prosa Michele di Bonavè. Sì. Le funne in Uma come lì, l'hanno invierà tost le funne in Piemonte a scrivere bene. I deve sapere che uno dei più bei romanzi in piemontese, le scriveva una funna che era in piemontese, i peccava una bella figlia perché si chiamava Augusta. L'era varese, era una tal domanda a prosa che la scrivetta di un romanzo tan famosa in italiano in maniera mente al nome adesso. Carolina Impernizio. Carolina Impernizio. Esattamente. E aveva due barbacotti, lei prendeva il piemontese, non lo usava tan bene come lingua letteraria, ma quando sono anni fuori i Brandè, noi lo avevamo tutta Carlottina Rocco e Castagneri per esempio, ma tutta una generazione di funne che la scrivevo ma troppo tan bene. Se dovessi fare un'antologia alla più bella prosa piemontese, mi penso che sì, se voleva stare io. E sono tante funne che scrivevo. Me lei aveva il bonheur, conosce bene la Bianca Dorato, e devo dire che lei è una corte straordinaria, la Bianca. Lei è casa, anche le colleghe, sei brinc, a Usina Bologna, ma ancora sta qua, niente. Io ho 200 erbo a Sirese, 200 sirisè. E la Bianca la stasera Zamal, e le dime fa quando che i sirisè sono un fiore, i tanciame, quindi va bene. Le piai dal treno, le gni a Bologna, sono da piedi alla macchina, e le stai per andio due, su da cui si riseva né una foglia, ma tutte fiori. E tutte le lire che erano sbuffate a più vivo, tutte i petali, che cagnino su tutte queste figure. E le scrivì 3 poesie su da cui ergo per la Samia K, che in una io come con le 3 poesie, in buttava K, dopo che smana le chitarre. Dunque, in vis che mi anciacciaran con chila, la savia non a tutti gli erbo, tutte le piante, tutti i fiori, a tutte le operazioni. Le passa la vita entrega umilmente come un artisan all'enfrente al mistero, a fare il mistero a poesia, ma poi la savia ha fatto la poesia, Bianca Dorato. E lei non è però l'unica del poeta, era tutta una scuola, la Martinette, che lei scriveva per la Valdagusta,
tutta una scuola fune dedica sua vita alla poesia venga piemontese. Mi penso che Anin Pradel, Rabino, che lei è una grossa scrittrice, una grossa poetessa, va bene, e sarebbe una fine a queste cose sì. Allora, io non si... E lei ramassa i materiali, ma non per una conta, ma per tutta una storia lunga, una bella storia. E sai che per potesse scrivere avendo le due condizioni. Prima condizione, i fatti storici, avendo conoscere che la vissuto di gli altri, ma che gli altri fossero vissuti a me sempre. Quando che gli altri devi piegare al diario a Margaret Mitchell, l'autrice di Via col vento, Gone with the Wind, e non corso che per 14 anni sta fonda le studia mica dettagli dell'operazione. E sono preso questa operazione qui. L'auta le costa, la letteratura all'età menaculazzima, guai a interrompere, di distruggere l'opera. E lei più una decisione. Al momento del noi, di fare conferenze fino a stemma, da stemma europea, silenzio totale, in più da scrivere. I silenzio è fuori, ma lei ha una storia interessante, 3 generazioni che l'hai veduto e vedo che tente, perché se io tenta lei, ma saprà mai se io fuori o no. Allora, io Madame Russi, Madame Presidente, non Russi, non domande, qui lì che sono starmati retroviere. Adesso stanno lì, stanno lì watch, adesso non è una parola, senza una scuola, a me sapete un po' dannati sugli altri, come è che lo sterno è sempre lì da rena. Già, sì, sta stermato adesso. No, annunci particolari no, vabbè, deve avere l'appuntamento di epinende domande per 2 d'avril, ripiuma il secondo lunes di tutti i mesi e quindi sarò proprio al 2 d'avril. La cosa che però bisogna tenere di è che a parte la biblioteca di Carai, che come diceva Aurelio prima, è ricca, ha già tantissimi testi travitanti e quindi per tranquillamente avvicinare all'esempio piemontese. Visto che stasera il professore accenna a queste storie, favole piemontese a Pinocchio, le viste, dirlo perché se gli è che non cambia che all'esi che storia piemontese ne ha avuto, papà e mamma che per camminare all'esi che storie, la libreria Passepartout de Carai ha tantissimi testi, la propria Cit Brinsi e Pinocchio e le favole più belle che sono disponibili, cioè fede ma anche dei ordinari sono già proprio lì perché lui intero e quindi basta deve iniziare se vi interessa sarebbe una cosa bellissima perché all'esi torna alle storie, le storie è più piemontese, visto che c'è gente che ha già fatto scritte, Pinocchio piemontese penso che rende decisamente bene, specialmente che tutti lo sono in italiano. Quindi avvicinare più tranquillamente alla libreria, lo sono disponibile da avere con sé. A questo punto se il professore non annunci niente, vi direi che si toma decisamente appuntamento per il 2 d'avril, spero di vedere torna tutti perché è sempre interessante e entusiasmante la sera. Fuori e torna a rifare di Pet e Nonna perché l'altra volta neanche l'abbiamo successo, quindi lei torna a fare però per rifermare fuori vorrei scambiare 2 parole per lei riassumere